Questo è Movie Art, la galleria di Alessandro Radice, e qui siamo nel regno del cinema. Adesso vi facciamo fare un giretto. Posso entrare? Prego. Grazie. Ci faceva vedere che questo è un film che esce tra poco, giusto? Esatto, esce mese di aprile. La caratteristica che faccio questi dipinti prima che il film esca, per cui questi sono film che appunto sono già usciti, però è bello che prima che anche questo un film che uscirà su Marilyn Monroe, poi c'è la scritta Blondie che uscirà appunto quest'anno, poi altri film, ecco questo Irishman è un film che è su streaming, è uscito su streaming, per cui... E poi vedo che c'è anche, se non erro, La mia passione, Dune. Dune, sì, anche quello l'ho fatto prima, quello addirittura l'ho fatto un anno e mezzo prima, perché... Prima che uscisse. Sì, perché il film doveva uscire circa 2 anni fa, poi c'è stato il Covid e è stato spostato di un anno. Io l'ho già fatto prima, come anche, per cui li avevo fatti già prima, per cui faccio sempre prima perché non voglio vedere come è uscito il poster, lo voglio inventare io. Il poster, quindi rileggi per lo devo fare prima, se lo faccio dopo va a finire che vengo influenzato dalla... Io sto comunque aspettando che esca il secondo. Sì, il secondo entrerà in produzione entro quest'anno, penso uscirà tra 2 anni, penso uscirà il secondo. Ha gli occhi azzurri oppure no? Poco. L'attore. Chalamet. Che è bravissimo secondo me. Sì, Chalamet, che è appena un attore giovane che è uscito, Terminator 2. Questa è un'interpretazione di La La Land, per cui dove appunto sono divisi dei due attori, per cui le palme che ricordano Los Angeles, per cui l'ambientazione un po' dell'ambientazione del film. Così. Cioè diciamo l'idea nuova è quella proprio di farli prima che il film esca, per cui questo dal punto di vista mio, appunto, per cui... Ok. Benissimo, dai. Buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo in Corso del Popolo e ringraziamo i fratelli Trevisan di Abitare Trevisan che ci ospitano, e siamo quest'oggi per la nuova puntata di Commercio, siamo con una persona speciale, come tutti, ma insomma i miei ospiti, Alessandro Radice. E io vi faccio subito vedere qualche cosa qui che fa, se non mi cade, questo è un regalo per me. Alessandro Radice è un milanese, giusto? Esatto. Che da un annetto è stato adottato da Mestre. Lui è un mestrino di adozione. Buongiorno. Buongiorno. E ha una grandissima passione, che è quella per il cinema, e lui in Riviera 20 settembre, in uno degli spazi diciamo vuoti dove c'erano vari negozi che poi insomma non ci sono, adesso non ricordo cosa ci fosse al posto della sua galleria, Ma c'era fino a un anno fa un'agenzia viaggi. ecco, un'agenzia di viaggi, e ha aperto una galleria d'arte, la possiamo così definire, che si chiama Movie Art. Però è una galleria abbastanza particolare perché dentro, poi ce lo spiegherà lui, si trova il cinema, vero? Esatto. Raccontaci qualcosa. Allora, come prima di tutto ringrazio Marta per oggi. Io sono arrivato a Mestre circa un anno fa, venendo appunto da Milano, e ho sempre avuto la passione per il cinema, per cui pur avendo fatto un altro lavoro in multinazionali, però la mia passione è sempre stata quella del cinema. E ho portato questa passione facendo appunto dei quadri, dei dipinti. È un discorso che ho avuto per moltissimi anni, per cui questi dipinti, e allora
ho voluto, siccome c'era questa occasione, cioè questo negozio che poteva essere in una galleria d'arte, e ho aperto questa galleria per far vedere i miei dipinti. Tutti a sfondo film. Tutti a sfondo film. Devo prima dire che mi fa molto piacere aver aperto questa galleria, perché ho trovato veramente una grossa rispondenza da parte della zona. Clientela, gente che è interessata. Sì, interessata, ma anche da parte degli stessi, diciamo, commercianti, per cui dalla Riviera, anche Via Verdi, cioè, voglio dire, il fatto di aprire la galleria, ed essendo nuovo, perché alla fine non conoscevo l'ambiente, prima di tutto ho avuto una grossa rispondenza, una grossa passione. Infatti all'inaugurazione c'erano parecchie persone, questo mi ha fatto molto piacere. Lo scopo è quello di far vedere questi miei quadri, è sempre stata la passione della mia vita. Quando ero a Milano ho fatto delle mostre, esibizioni, però il discorso era quello di dire: con questa galleria faccio vedere questi miei quadri. Ma una curiosità, allora, perché la cosa bella è che, sapendo lui tutto di film, 6 mesi prima che esca un film, lui produce un manifesto, un cartellone. Quindi, e come fa? Il discorso nasce un po' da questo, voglio dire, essendo appassionato di cinema, ho un po' la visione di quali sono i film che appariranno nei prossimi mesi, 6 mesi, anche tra un anno. Questo io lo trovo attraverso, ad esempio, adesso i siti internet. In passato invece ero abbonato dei giornali di cinema, come ad esempio Variety, Hollywood Reporter, dove avevo un po' la situazione di quali sono i film che arrivavano. Come li scelgo? Li scelgo secondo, prima di tutto, scegliendo un po' l'attore e il regista, per cui prima guardo un po' se è un film che può essere di interesse, e poi chiaramente secondo la trama, che sia una trama vicino alle mie considerazioni. E al suo gusto un po', no? Sì, esatto, al mio gusto, possa sentire questa, voglio dire, c'è una prima fase per me importante nel vivere il film, perché molte volte, se questo film ad esempio è tratto da un libro, leggo il libro in inglese per riuscire a immergermi nella situazione, per cui c'è una prima fase di passione mia di vivere il film, poi arriva la seconda fase, che è quella di mettere il film sulla tela, che poi queste due fasi a volte non è che proseguono sempre, perché può darsi che magari il film mi piace, lo vivo, e poi sulla tela non riesco a trovare la realizzazione. È un artista, giusto? Quindi voglio dire. E allora sulla tela io ho un po' a casa una classificazione, diciamo, delle foto dei vari artisti, dei vari attori, che tengo anche aggiornato, perché adesso tra una settimana esce Batman e c'è Robert Pattinson. Robert Pattinson è un attore nuovo, cioè nuovo relativamente, perché ha fatto anche dei film prima, per cui mi tengo aggiornato. E la mia composizione è questa, voglio dire, avendo la foto dell'attore, lo riproduco, voglio dire. Però la cosa bella è che se uno viene nel suo negozio mesi prima può già trovare la tela del film che uscirà. Esatto. Come si fa? Bisognerebbe dirlo ai registi. Ad esempio attualmente nel negozio ci sono appunto 2 film che non sono ancora usciti. Uno è un film sulla vita di Marilyn Monroe che si chiama Blondie, e un altro è un film che si chiama The Norman, ed è un film sui vichinghi di un regista giovane molto importante. Non so voi, ma secondo me è un genio, voglio dire. Per cui è l'unione di 2 passioni, quella del cinema e quella appunto è quella dell'arte. Comunque questo è un catalogo, no? Sì. Movie art, adesso per dire, c'era una volta in America, io questo me lo appenderei in casa in grande. E comunque ha detto che Paganini non ripete, giusto? Sì, voglio dire, infatti raramente,
raramente faccio anche, no, qualche volta, ma su uno stesso film fare ad esempio 2 quadri, ecco, per cui sì, non lo ripeto, per cui questo è Di Caprio. E anche perché è un discorso di cercare sempre di trovare dei nuovi film, delle nuove opportunità, anche se al giorno d'oggi forse è un po' più difficile, perché ad esempio certe tematiche molto legate ai giovani, poi i comics, i supereroi, voglio dire, ho tentato più volte di farlo, da Spider-Man a Batman, ma non è la mia passione. Poi magari poteva anche essere bello il quadro, comunque, però io non lo sentivo. Ecco, comunque poi è arrivato qua un anno fa che il Festival del Cinema c'era il Covid, ma l'anno prossimo si scatena, giusto? Esatto. Ma preferiti? Ma preferiti, se dovessi fare un elenco, preferiti come registi, ad esempio quelli che ne ho fatti parecchi, quelli di Steven Spielberg, Martin Scorsese, per cui sono questi un po' i 2 registi che Baz Luhrmann ad esempio, voglio dire che adesso farà un film su Elvis Presley, che farò sicuramente perché Elvis Presley è il mio idolo degli anni, Elvis Presley. E attori? Proprio un attore senza il quale non può vivere? Attrici? Attrici, adesso ne sto facendo 2, anche un altro su Marilyn Monroe, perché so che Marilyn Monroe è abbastanza sfruttato perché molti artisti lavorano, però Marilyn Monroe, la mia passione per il cinema era nata appunto negli anni 50, dove andavo, non dico tutti i giorni, ma il cinema era veramente la mia passione, per cui Marilyn Monroe e Elvis Presley erano le mie passioni, ecco, per cui attori di adesso, voglio dire, a suoi tempi c'era Marlon Brando, però voglio dire, ce ne sono parecchi, però sono attori un po' di un'altra generazione. E poi, così come dicevamo, a proposito di Marilyn Monroe, si nota molto cultura pop, no? Molto stile pop anche. Sì. Ma direi che così è cioè si rifà a un discorso figurativo, cioè chiamiamoli porter, chiamati cartelloni degli anni 50, dove effettivamente il film veniva appunto, veniva fatto la locandina appunto manualmente. Esatto. È una cosa che oggi non c'è più. Adesso non c'è più, perché adesso è tutto grafica, per cui la grafica, e molte volte, se avete in mente, non so, Jurassic Park, eccetera, c'è un simbolo, c'è un logo, per cui il film ormai vive di un logo, non c'è più. Io quello che voglio invece è quello di raccontare una storia. Infatti nei miei quadri c'è l'attore, ma oltre all'attore voglio mettere un background dove ti racconti una storia di qual è il film. Un altro discorso che presto molta attenzione, che mi piace, è anche il logo, l'immagine, la scrittura, la parola, ecco, voglio dire, che sia adeguata diciamo, che sia in tono col film, voglio dire. Dopodiché era d'accordo con me che l'Oscar chi lo vincerà? L'Oscar miglior film straniero lo vince Drive My Car, ecco, che diciamo è quasi sicuro. Ma me lo fa un Drive My Car per me? Sì, per lei posso farlo, lo posso fare per lei. Grazie. Di solito no, dico lo posso fare perché io li faccio sempre prima, però voglio dire, essendo appunto un film in particolare. Bello, comunque io lo poi me lo chiede Marta, non posso. No, adesso sta scherzando. Non posso. Però comunque è bellissimo. Io vi consiglio di andare nella sua galleria, perché davvero gli appassionati di cinema, insomma. E poi l'altra cosa un po' così curiosa che ci si domandava, lei dice io ho avuto una grande accoglienza, no? Sì. Da parte dei mestrini. Immagino che ci sia tutto un sottobosco di persone che comunque sono fissate con il cinema, che comunque... Ecco, volevo dire, sì, l'accoglienza è stata più che altro, diciamo, attorno sì, alla cultura. Sul fatto del cinema non ho ancora, voglio dire, preso contatti, perché il mio obiettivo è quello di questa galleria, voglio dire, creare un po'
delle relazioni con il territorio. Ecco, questo un po' Per dicevano. cui voglio dire, il mio obiettivo sarà ad esempio di contattare, visto che qua siamo nella città del cinema, Siamo nella città del cinema. di contattare anche certe associazioni, cosa che hanno ancora fatto. Quello che invece farò nei prossimi mesi è quello di organizzerò nei prossimi mesi delle mostre aperte ad altri artisti, per cui voglio fare in modo che, partendo con i miei quadri, ma che sia anche questa piccola galleria, ma una sede di incontro, e infatti organizzerò con un'associazione 2 mostre nei prossimi mesi. 2 mostre? Di altri artisti, sì, 2 mostre, adesso sarà tra aprile e maggio, però voglio effettivamente, siccome sono nuovo dell'ambiente, non conosco l'ambiente, ma voglio appunto creare un discorso di relazioni. Di relazioni, infatti esatto. Questa cosa ci colpiva un po', no? Adesso non ne dico perché ha scelto Mestre, no? E si è trasferito, però in effetti questa cosa che comunque... Dico che ha scelto Mestre perché mia figlia abita a Lido, per cui voglio dire, quindi mia ha deciso... figlia e i miei nipoti abitano a Lido, visto anche la mia età, voglio dire, per cui... è venuto in città. No, però come diceva lei, la galleria è anche un modo, diciamo, per creare relazioni, no? Sicuramente, ma devo dire che oltre a far vedere i miei quadri, una cosa che mi interessa è appunto creare relazioni, voglio dire, attraverso delle mostre, attraverso degli eventi, iniziative, anche perché lì vicino ho trovato appunto delle persone molto collaborative dell'abito che lei conosce, per cui sì. mi possono dare una mano per organizzare. E una curiosità, è andato a vedere Casaro a Treviso? Sì. Le è piaciuto? Sì, le è piaciuto, è un mio concorrente, tra virgolette. Lui è il nostro Casaro di Mestre, insomma. Sì, in effetti. Comunque io vi consiglio di andare a vedere il suo sito, giusto? Perché lei ha un sito, alessandroradice.com, e trovate anche la pagina di Movie Art, vero? Perché c'è comunque una pagina Facebook. C'è un'altra pagina, c'è un altro sito che è quello di Movie Art. Di Movie Art. 2 siti, però dal sito Movie Art si arriva anche al sito Alessandro Radice. L'ultima cosa, prego. A Mestre ci sono vari cinema, poi sappiamo che in questo periodo è un po' disgraziato per il cinema. Lei va al cinema qui? Va al cinema, visto che dipinge, crea, produce? Andrò sicuramente, adesso col fatto del Covid, voglio dire, è un po' complicato. Sono stato un po' complicato. Andrò sicuramente e diciamo questo, che essendo molto informato, è chiaro, l'importante è vederlo il film, però so tutto di un film, così parli della My Car, che vuole dico qual è la trama, che vuol dire immaginiamo che sappia tutto. Però voglio dire, effettivamente no, andrò sicuramente, anzi voglio dire, ci andrò spesso, adesso lasciamo passare un attimo questo periodo. Però intanto possiamo consolarci con le sue opere, no? Dei film che usciranno soprattutto. Sì, esatto. Poi adesso c'è anche il discorso, nel mondo del cinema ci sono molti film, perché il discorso dello streaming, se da una parte ha purtroppo penalizzato il cinema in sala, però c'è una grossa effervescenza di nuovi film. Di nuovi film. Effettivamente produzione cinematografica è molto interessante, è meglio sicuramente vederlo in sala, però parecchi film, e infatti alcuni film che io ho scelto, ad esempio ho fatto l'anno scorso, ho fatto un quadro relativo a Don't Look Up, per cui Don't Look Up, esatto. Io l'ho appena visto. Per cui d'altronde c'è DiCaprio in Don't Look Up, no? C'è DiCaprio in Don't Look Up, che è un altro soggetto che lei ho visto che riprende. Quello era del Great Gatsby, per cui... Ma le è piaciuto Don't Look Up? Perché è divisa la critica. A me sì, a me è piaciuto. Forse bisogna rivederlo 2 volte, perché è un po' tipico del regista Adam McKay, che non so se aveva visto altri 2 film precedenti, però è un po', chiamiamo un po' strambo, diciamo, però mi sembra un film interessante, che è un film anche un po' fuori dagli schemi normali, voglio dire.
Si è trattato un argomento importante, in un modo speriamo spiritoso, però c'è questo argomento. Io l'ho visto che avevo il Covid, quindi avevo uno spirito un po' drammatico, però il solo fatto che ci sia DiCaprio in realtà rende un po' l'idea, no? Che non è in realtà così un film leggero, no? Anzi, tutt'altro, insomma, anche se poi finisce malissimo, quindi... Sì, finisce... Sì, il finale è meglio, forse, visto anche i tempi attuali, poi non è lì. Comunque noi a Mestre abbiamo il Cinema Dante, che sì. è, insomma, un cinema d'essè che fa film abbastanza, anche se vogliamo, di nicchia, no? Che sarebbe un po' più da tenere in considerazione. Poi ci sono anche le 2 sale delle IRMG, per cui effettivamente è ben fornito. Io diciamo negli anni passati, ripeto, mia figlia abita al Lido, andavo a vedere parecchi film alla mostra del cinema di Venezia, per cui effettivamente lui li abbiamo anche a Mestre. Era un momento importante, è bello perché poi essere nella sala principale, vedere i film, gli attori sono dei momenti particolari, emozionanti. Ecco. E l'ultima cosa è, uno dei soggetti che più le piace riprodurre, un attore, ho visto... Ma ad esempio in passato ne ho fatti parecchi di Tom Cruise, adesso, sì, anche qua c'è. Adesso no, DiCaprio sicuramente, Brad Pitt, è che ce ne sono, diciamo, gli attori storici, ad esempio George Clooney ne ho fatti pochissimi, perché George Clooney è famoso ma non ha mai fatto dei film importanti, George Clooney, per cui quello il discorso. Alcuni sono passati da poco a miglior vita e quindi va bene. Allora io vi consiglio di entrare nella sua galleria Movie Art in Riviera 20 settembre, ci sono i numeri di telefono, potete contattarlo, potete chiamarlo, lui viene, apre, vi mostra, vi fa vedere, e poi soprattutto per gli appassionati possono chiacchierare all'infinito di cinema. Ecco, questo direi che è importante, fare una chiacchierata sicuramente di cinema. E poi la cosa bella è che ha trasformato la sua passione, diciamo, con il tempo, in un'attività vera e propria, no? Sì, un'attività per cui far vedere anche le persone, e poi ripeto, ho anche l'obiettivo di continuare questo discorso, allargando anche con altri artisti, per cui fare proprio un discorso, un'attività culturale, questo un po' in città, voglio dire, proprio in questi giorni. In città, considerando anche che la Riviera 20 settembre adesso ci sono anche delle aperture, per cui effettivamente si sta appunto anche l'attigua Via Verdi, per cui si stanno un po' rimovimentando, stanno aperti dei nuovi negozi, rimovimentati, per cui un po' la passeggiata, per cui questa è un'occasione per vederci. Per vedersi, fare un giretto e anche fare cultura in città. Esatto. Quindi noi ringraziamo Alessandro Radice. Devo levare la maschera. Sì, lo facciamo vedere, no? Perché almeno così vedete com'è fatto, che può essere definito il più grande appassionato di cinema oramai in città, importato da Milano, ma noi ce lo teniamo caro oramai. Mi trovo benissimo a Mestre, sono stato veramente contento, per cui... Poi c'è il Candiani attaccato, c'è il multisala. Infatti, per cui... Poi abitando proprio lì dove c'è la galleria, per cui ho tutto attorno. E andate a vedere le sue opere, questa è mia perché me l'ha regalata, i suoi cartelloni, perché oggi che è tutto diciamo virtuale, poter toccare qualcosa è bellissimo. Sicuramente. Va bene. E io vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie di essere stato con noi. Grazie mille, grazie. E ringraziamo di nuovo Trevisani, i fratelli Trevisani, per l'ospitalità. Grazie.